Benvenuti al nuovo format di Teleuropa Network. Io sono Emanuele De Luca e vi accompagnerò in questo lungo viaggio all'interno delle pagine della nostra storia, raccontandovi di quei miti e di quelle leggende che giacciono sui fondali del nostro passato. La felice attitudine dell'Italia inferiore a ricoverare le navi, che solcavano le acque del Mediterraneo, aveva convertito in breve tempo quelle nascenti repubbliche in altrettanti empori del commercio fra l'Oriente e la nostra penisola. E furono molte le colonie che i migranti elleni disseminarono lungo le coste d'Italia, dal Ionio all'Ausonio mare. Un dotto scrutatore delle più remote età della nostra storia dice che dagli antichi scrittori e dalle antiche medaglie si possono raccogliere i nomi di più che 30 città componenti il corpo della Grecia italica, la quale appunto, come pensano alcuni, ebbe il titolo di Magna, dal gran numero delle sue città, ricchissime e potentissime. Sibari le superò tutte, in opulenza e splendore. Prendendo in prestito dall'autore Romualdo Cannonero, dal suo libro Dall'antica città di Sibari e dai costumi dei Sibariti, introduciamo quest'oggi la tematica che affronteremo. Bisogna partire dal presupposto che la costa ionica calabrese non era un territorio desolato, ma vi erano già alcune popolazioni, come gli Enotri. Dunque, è necessario tornare indietro nel tempo, ripercorrendo alcune fasi cronologiche che ci permetteranno di riportare alla luce gran parte della storia sibarita. Partiremo dall'età del Bronzo Medio, 1700-1350 a.C., fino ad arrivare alla seconda colonizzazione ellenica, avvenuta nell'VIII secolo a.C. Ma chi erano queste popolazioni? Dove risiedevano? Ed erano veramente importanti come alcune fonti ci dicono? I ritrovamenti archeologici hanno dato un grosso aiuto nello scrivere diverse pagine di storia sulla nostra terra. Cercando di dare risposta alle nostre continue domande, inizieremo il nostro viaggio partendo dall'antico insediamento enotrio di Broglio a Trebisacce, dove in questo territorio gli archeologi hanno ritrovato diversi frammenti di ceramica di fattura micenea. Ebbene, per comprendere la grandiosità di questa scoperta e per testimoniare quanto abbiamo appena detto, bisogna affrontare il tema miceneo. Chi sono stati? L'ascesa di questa importantissima civiltà avvenne intorno al XVI secolo a.C., una civiltà che nasce nell'Argolide, ma la cui grandezza si espande per la buona parte della Grecia, nel periodo che va dal 1400 al 1200 a.C., con la conquista del regno di Minosse e dunque la sottomissione di Creta. I Micenei conquistano la gestione delle numerose rotte commerciali del popolo minoico, dunque si aprirono le porte sia in Oriente che in Occidente, Cipro, Egitto, Libia, Sicilia, Italia meridionale. Dalla ceramica ritrovata qui a Broglio possiamo dedurre su un presunto rapporto tra il popolo enotrio e il popolo miceneo. Ad accogliere noi e le nostre telecamere abbiamo trovato il sindaco di Trebisacce e il dottor Tullio Masneri, che ci fece da guida per ammirare l'importantissima storia che conserva questo parco. Grazie agli amici dell'Associazione per l'Arte e la Cultura della Storia per la Sibaritide, professore Masneri, altri amici che lo aiutano in questa missione, tra cui Ettore Angiò, il professor Arvia e tanti altri che collaborano per tenere aperto questo sito. Noi stiamo cercando di rilanciarlo anche attraverso altri progetti, cercando di ricostruire un po' la storia di Trebisacce dell'età del bronzo, insomma, per cui riteniamo necessario ed opportuno far conoscere soprattutto agli studenti le nostre origini. Dottor Masneri, entriamo? Entriamo. Allora, noi entriamo nella casa centrale, nella ricostruzione della casa centrale, che è una capanna, una casa monumentale, che è stata fatta con notevole
sforzo anche internazionale, perché il tetto è stato fatto con le cannucce che vengono dal lago Balaton, cioè dagli ungheresi, che sono i tecnici del mestiere. È evidente che siamo entrati a porta aperta, ma è la prima volta che viene aperta tutta quanta la porta, perché in realtà si è trovato il lastricato d'ingresso semplicemente su uno stipite della porta, su una parte della porta. L'altra parte veniva tenuta chiusa. Cioè, come ancora oggi nei nostri paesi si tiene aperto una sola parte della porta d'ingresso, l'altra parte invece viene tenuta chiusa e soltanto in occasioni particolari si apre tutte e due. Quindi questa è la via che ci conduce, che ci mena dentro la capanna. Ci troviamo in una casa molto importante, in una ricostruzione molto importante. Dottor Masneri, ce ne parla un po'? Questa è la ricostruzione di una casa, della casa centrale, che va dal 1350 a.C., sì, età del bronzo medio, al 1200 a.C., che praticamente è il periodo della guerra di Troia. Noi a Broglio ci regoliamo come largamente, cioè proprio sulla guerra di Troia, come doveva funzionare questa casa. E praticamente noi abbiamo qui il focolare domestico, dove si riuniva la sera tutta la famiglia, come si è fatto anche negli anni passati, come si faceva negli anni passati presso le nostre comunità, cioè ci si riuniva tutti quanti intorno al desco familiare, c'era il fuoco acceso, si consumava la minestra, e c'era anche un fornello che è simile a quello che noi oggi abbiamo per cuocere la pizza, soltanto che piccolo, in modo tale che potesse consentire la cottura di una piadina. Qui la donna era l'artefice della vita familiare in tutti i sensi, come sono state le nostre, non tanto le nostre nonne, ma le nostre bisnonne, sì, che avevano un'autorità all'interno della famiglia molto pronunciata, erano degne di rispetto e massimo rispetto da parte dell'uomo, del compagno, del marito e da parte di tutto il resto della famiglia, e a lei era lasciata tutta l'amministrazione della casa. Dobbiamo pensare che questa collina, noi siamo a 170 metri sul livello del mare, aveva le pareti scoscese, sì, e una lingua di terra che l'attaccava, la sella cosiddetta, sì, che l'attaccava al territorio circostante. Noi qui abbiamo 20 gradi costanti, tanto in estate che in inverno, quindi c'è una coibentazione eccezionale. Non passa una goccia d'acqua naturalmente, perché tutta l'incannucciata che c'è sopra è fatta in modo tale, a forte spiovente, in modo tale che l'acqua non vi possa né penetrare né restare a lungo, in modo tale da conservare l'incannucciato. L'incannucciato noi pensiamo che dovrebbe avere la durata di 20-30 anni, diciamo, no? E poi andrebbe ricostruito. Così lontani ma così vicini allo stesso tempo. Così vicini, sì. Perché? Perché noi abbiamo fatto tesoro, sì, della presenza dei greci, ma siamo rimasti sempre enotri. Cioè, è che ci siano venuti da sopra immigrati presso di noi, i lucani, sì, e che ci siano venuti i bretti, noi siamo rimasti sempre enotri. Cioè, con questo patrimonio enorme di leggende, di racconti, sì, che naturalmente non sono state scritte. Alcune sono state riprese dai greci, sì, e trasformate nelle cosiddette favole sibaritiche, no? Cioè, però la maggior parte si è persa. Dottor Masneri, vogliamo proseguire? La comunità viveva di due fattori importantissimi, che sono l'agricoltura, lo sono, sì, ancora oggi, e l'allevamento del bestiame. Cioè, l'agricoltura era basata soprattutto sulla coltura dell'orzo, sì, del grano e delle varie granaglie che noi conosciamo, e farro, non so, queste qua. Sono state trovate anche con la flottazione, diciamo, no? I procedimenti che usano gli archeologi. E poi nella coltura di alberi da frutto importanti, come per esempio è stata trovata moltissima la presenza del noce
delle noci naturalmente che si mantengono, si conservano. E poi oltre alle granaglie, diciamo, la farina la produceva la donna giornalmente. La popolazione di Broglio si fronteggiava con la vicina Villa Piana, quindi non c'era Villa Piana, naturalmente è un nome villaggio, moderno, naturalmente moderno, stiamo parlando, cioè sì. è un villaggio più recente rispetto soprattutto Bronzofinale, Ferro, cioè dove c'è la massima espansione di questi villaggi su queste colline, diciamo intorno ai 200 metri sul livello del mare. Però avevano delle rivalità, dei problemi tra paese e paese, come ci sono ancora oggi. Sì. Però appartenevano allo stesso nucleo. Non dimentichiamo che noi facilmente li chiamiamo enotri, sì. Ma in realtà qui da Metaponto fino a Crotone c'era una popolazione che viene accomunata in questo nome enotri, quindi in un certo senso vignaioli, cioè come li chiamavano i greci, ma in realtà si chiamavano cones, cioè coni, i coni. È un nome che esiste ancora oggi. Addirittura c'è un santo, ci sono dei villaggi, dei paesi, tanto in Sicilia che in Calabria e in Lucania, che appunto si chiamano San Cono, sono dedicati a San Cono. Quindi uno dei nomi più antichi che noi abbiamo, sì, che risale a 1700 anni fa, a 1700 anni prima di Gesù Cristo, è proprio Cono. Praticamente i greci all'inizio del secondo millennio fino al periodo successivo alla guerra di Troia, quando poi le rocche micenee scompaiono per questioni di dissanguamento anche economico, perché la guerra di Troia è stato un momento eccezionale per loro e quindi vissuto intensamente, ma finito nel vago. Sì. Allora i micenei qui vengono dal 1500 a.C., qui a Broglio. Quindi la presenza greca era già prima dell'ottavo, sì, voglio dire. Sì. Cioè di popoli che parlano un greco alla maniera di Omero, sì, no? Come è stato decifrato attraverso le tavolette in lineare B. Sì. E praticamente questa gente viene qui, sì, colloquia con i capi nostri, spesso naturalmente vengono in pace, a volte invece vengono, diciamo, con altri intenti predatori, ma normalmente vengono in pace e danno degli insegnamenti a noi, gli insegnamenti che a loro provengono dalla parte, sì, dall'Asia. L'Asia è la Siria, per intenderci, no? L'Asia minore. È quella che è la zona più sviluppata, cioè sul piano civile, sul piano dell'organizzazione sociale anche. Sì. Ma loro vengono qui e ci insegnano. Ecco, per esempio, la casa di Broglio. La casa di Broglio non è semplicemente un quadrilatero, sì, ma cioè, presenta un'abside. Ecco, la parte absidale significa, sì, la possibilità abitativa della casa, no? Come se noi creassimo l'ambiente cucina, sì, in un certo senso, dove si tenevano i vasi, si tenevano le stoviglie, si tenevano le cose della casa. Hanno portato una sorta di innovazione. Di innovazioni che rimangono e rimarranno per sempre. Una delle innovazioni fondamentali, sì, che portano questi qua, che ci rendono veramente civili, anzi fanno in modo che possiamo fronteggiare le carestie, eccetera, è l'idea del magazzino, cioè l'immagazzinaggio delle derrate alimentari, che un anno sono buone, come per esempio l'olio d'oliva, questi conoscono già l'olio d'oliva come lo abbiamo noi oggi, non l'oleastro, diciamo, sì, cioè l'olio dell'oleastro, ma cioè un anno carica l'olivo, un altro anno invece è scarico. Allora, per avere per 2 anni basta immagazzinarlo, ma come si fa a immagazzinarlo? Allora, sì, bisogna avere un locale apposito, sì, e i greci ci insegnano come fare questo locale, possibilmente addentrandoci all'interno del terreno, in modo tale che possono stare fresche, diciamo, possono rimanere fresche. E quindi ci insegnano come fare
come creare i grandi doli, o pitoi che si chiama. Spieghiamo ai nostri amici telespettatori la funzione del dolio, che cos'è. È un grosso vaso che arriva a 1100 litri, diciamo, di sostanza liquida, oppure granaglie, oppure vino, insomma, cioè praticamente olio e così via. E quindi noi ne abbiamo trovato uno che ne aveva 5 di queste qua, quindi una ricchezza non indifferente, ma anche la possibilità di fronteggiare eventuali carestie. Cioè manca il grano, non viene la possibilità di avere grano. Allora io me lo trovo perché l'ho conservato al fresco, e quindi c'era cioè il benessere economico di questa gente e l'abilità anche nel lavorare i metalli, nel lavorare la ceramica e così via, è conosciuto dai greci. Quando vengono a fondare Sibari, sono sicuri i pochi sibariti che in patria non trovavano nulla e che aspettavano tutto, diciamo, dall'evento della colonizzazione. Allora vengono qui e sono sicuri di trovare belle fanciulle, innanzitutto, perché sono soltanto maschi. E come si fa una città senza donne? Allora, per procreare sanno che hanno a che fare con gente che sa lavorare la terra, che sa lavorare la lana, no? Che sa lavorare la lana. Trovare un terreno fertile, voglio dire, al di là di tutto questo. Terreno fertilissimo. Per la piana di Sibari Sì, la piana di Sibari si sa che è un terreno fertile, perché basta piantare un chicco di grano e esce fuori una spiga enorme. In questa nostra passeggiata ci imbattiamo qua alla nostra destra. Questa è la casa centrale. La casa centrale su cui poi è stata ripresa e costruita il monumento che abbiamo visto prima. Poc'anzi. Sì, è evidente il forno per fare la piadina, la pietra grigia, e il fornello che era come quello delle pizze attuali, soltanto che piccolo e pronto per l'uso. La macchia rossa e il focolare centrale che abbiamo visto. Il fuoco naturalmente veniva tenuto sempre acceso, anche perché non c'era pericolo di morte, in quanto ci sono delle prese d'aria, quindi c'era sempre il ricambio d'aria, senza a prescindere dal freddo o dal caldo. E poi probabilmente ci doveva essere anche una specie di separazione all'interno, ma non si è potuto provare se non attraverso una serie di pietre che sono state trovate, che dovevano delimitare degli ambienti. Da questo territorio magico solo per il momento è tutto, ma il nostro viaggio continua. Nella prossima puntata ci sposteremo nel grandioso santuario di Francavilla e racconteremo Sibari sulle rovine di Turi e della Romana Copia. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento al prossimo viaggio nella storia, sempre qui su Teleuropa Network.